Diceva De Solagna, perché era bravi quelli di Solagna? Ora? No, Renzi nella zona Idria, Sirchina. Comincia così, parla verso il 32-35, sei compagnie da Solagna, no? E allora loro gli capitavi da col muscio, con le capre, e gli ha cominciato a impiantarsi e qui ha il reparto giorno e il reparto notte come baracca. E che mi imparava da Euri ora? Sì, la verità devo dirla, cioè. Uno del vostro paese che ha Sì. sposato uno del Solagna, ora? sì, due anzi. Li incontravi dopo nel bosco, voi non eri isolati, insomma. Se pensi che su un monte, in una gran pianura, se era 25 famiglie, Dove, per esempio, questo monte? sempre là, sono a Santa Lucia, a Tolmino, Sulla Valle dell'Isonzo, se non sbaglio. no, sì. di qua, sinistra, verso sinistra. E eri addirittura 25 famiglie. E era una teleferica che partiva da basso, che andava su in cima, e con questa teleferica arrivava tutte le robe in cima, viveri, di conforto, tutto quanto. E lassù la domenica si faceva delle feste e con l'armonica là e agli Istituti Uniti e si va là. E allora vi incontravi fra carbonai, insomma. Fra quelli di Vicenza e quelli di Villa. Era come un paese. È successo là. E pensavo che fosse più isolai, mi pensavo. Cioè sul bosco, insomma, ve vedevi in un certo senso uno dall'altro, Che gruppi fra loro, no? ma non che a sera andassi a trovare perché non avevi tempo. No, no, mai. Alla domenica dopo pranzo però, perché si lavorava sabato e anche domenica mattina. E qua nel paese, insomma, vostro, quante tosati si è sposato con quelli di Solagna? Beh, Qua che ne... due. Le due sorelle Cavallini. Sì, le due sorelle Cavallini. che era Solagna. Dopo la femmina del Toderman, sorella di Mino, non lo Albino. Comunque Solagna, bisogna dire bravi. Era più avanzata di noi, perché noi a quei tempi, si furono partiti sì, in quelle zone là, però non si aveva mai pensato di tenersi una capra per il latte o un muso per il trasporto, e se no gli va tutto questo.